Buongiorno a tutti e bentrovati al secondo appuntamento del format La nutrizionista risponde. Devo dire che sono alquanto entusiasta dei vostri feedback positivi che mi motivano a continuare questo percorso che ho intrapreso. Il mio è un lavoro fatto con passione e proprio il rapporto che si crea con il paziente è fondamentale affinché ci sia anche la buona riuscita del percorso nutrizionale. Perciò per me è fondamentale creare questa sinergia, creare una sorta di empatia col paziente che acquista fiducia in me e nelle mie competenze e mi segue durante tutto il percorso, scrivendomi dei messaggi, telefonandomi, scrivendo delle email, perché è necessario che il paziente si senta accolto e accompagnato nel suo percorso. È semplice elaborare un piano alimentare e rivedere il paziente dopo un mese, ma non lo è seguirlo quotidianamente nel suo percorso. Questo è quello che faccio io all'interno del mio studio, semplicemente per far sì che un paziente non si senta abbandonato a se stesso. Oggi volevo parlarvi di qualcosa di semplice, non tediarvi con paroloni o concetti particolari, anche perché per arrivare dritto al cuore di ognuno di voi è necessario che io sia diretta, che sia semplice, che non sia, che sia masticabile, ecco, per ognuno di voi. Lasciatemi passare questo termine. E allora oggi volevo parlarvi del gusto. Il gusto delle nostre pietanze. Spesso c'è naturalmente il falso mito della dieta uguale restrizione, quindi alimenti poco palatabili, poco gustosi. In realtà quello che io consiglio sempre ai miei pazienti è di avere un pochino di fantasia in cucina, perché questa aiuta notevolmente a mangiare meglio, ad essere più sereni e a stimolare una serie di processi all'interno del nostro organismo e del nostro cervello che ci fanno stare bene, quindi quel benessere psicofisico tanto che ricerchiamo tanto e che possiamo con poco raggiungere. Il gusto di ciò che mangiamo. Allora, come facciamo a far sì che una pietanza sia gustosa? Innanzitutto non escludendo i condimenti, perché spesso si pensa che quando una persona è a dieta, quindi restrizione, tristezza, si devono escludere determinati condimenti, come per esempio il sale o l'olio extravergine di oliva. Quanto di più sbagliato. Allora, innanzitutto, se non ci sono delle patologie diagnosticate, il sale deve essere aggiunto agli alimenti, perché il sale serve al nostro organismo. E come d'altronde è importantissimo utilizzare l'olio extravergine di oliva, ricco di antiossidanti, olio cantale per esempio, ma ricco anche di vitamina E, quindi un antiossidante naturale, un anti-aging naturale. Se utilizzato quotidianamente, possibilmente messo aggiunto dopo cottura ai pasti, mantiene tutte le sue proprietà nutritive e fa sì che il nostro organismo percepisca quotidianamente una quantità di sostanze nutrizionalmente nobili. Quello che consiglio anche di solito ai pazienti è di utilizzare le spezie a discapito del sale, non eliminandolo totalmente, magari riducendo le quantità. E poi un'altra cosa fondamentale sono i metodi di cottura. Non è detto che ogni tanto non si possa mangiare degli alimenti sottoposti a frittura, assolutamente. E vi ricordo che è sempre l'abitudine che fa la differenza. Quindi se noi ogni tanto ci concediamo un alimento sottoposto a frittura, quindi fritto magari con l'olio extravergine di oliva, che è un alto punto di fusione, e quindi per diventare, per depauperarsi, quindi per
rovinarsi, tra virgolette, necessita di alte temperature. Quindi ci possiamo concedere delle eccezioni. Noi spesso siamo abituati a dei gusti occidentali, dei gusti del benessere. Per esempio, le nostre papille gustative sono abituate a determinati sapori, ma perché no? Possiamo riabituarle, possiamo rieducarle ad altri sapori, ai sapori veri, no? Degli alimenti, senza l'aggiunta di troppe di zucchero raffinato, per esempio. E quindi noi possiamo riabilitare il nostro organismo, riabituarci a mangiare in modo sano e in modo semplice. Vi farò vedere che se iniziate un percorso graduale, si può riabilitare l'organismo a questi sapori. E noi sostanzialmente siamo abituati, come dicevo la volta scorsa, a questa nostra dieta occidentale, no? La dieta del benessere, dove tutto è processato, dove tutto è conservato, dove vengono aggiunti gli esaltatori di sapidità per rendere gli alimenti più palatabili, per conservarli per più tempo. Vengono aggiunti i grassi idrogenati, che sono dei grassi chimici, appunto, che vengono aggiunti per rendere il prodotto più palatabile, più gustoso. Ecco, in realtà quel gusto è un gusto artefatto, non è un gusto sano, un gusto semplice. Dovremmo in qualche modo seguire quella che noi conosciamo benissimo, che è la dieta mediterranea. Anche se spesso e volentieri anche i pazienti non sanno effettivamente cos'è la dieta mediterranea. La dieta mediterranea innanzitutto è un patrimonio dell'UNESCO, quindi voglio dire è un qualcosa che ha dietro di sé tantissimi articoli scientifici che attestano la sua validità e la sua salubrità, ecco. Quindi è necessario che anche il paziente venga educato e quindi informato su questo tipo di dieta, perché la dieta mediterranea non è la dieta della pasta, del pane, della pizza, delle patate. La dieta mediterranea è una dieta antica fatta di cereali integrali, di olio extravergine di oliva, di pesce azzurro ricco di omega 3, quindi antinfiammatori naturali che aiutano l'organismo ad abbassare quel grado di infiammazione costante che noi purtroppo abbiamo quotidianamente a causa dello stress, a causa dell'inquinamento, a causa del mangiare raffinato e processato, che ci porta poi ad avere a livello intestinale un disequilibrio, una disbiosi intestinale, quindi abbiamo una sensazione di gonfiore, meteorismo, flatulenza, ci sentiamo sempre stanchi, quindi questa sorta di astenia. Ecco, tutto questo deriva anche dalla nostra alimentazione. Quindi è importante conoscere questa dieta mediterranea fatta anche di legumi, di poca carne e di spezie, perché no? Quindi è fondamentale che il paziente conosca tutti questi meccanismi, no? E che venga aiutato a metterli in pratica. Questa è la mia filosofia nutrizionale, io amo chiamarla così. Propongo anche altri stili, altre metodologie dietetiche, ma la dieta mediterranea rimane per me la dieta per antonomasia. Quindi consiglio come primo approccio ai pazienti questo tipo di dieta, che può essere seguita per tutta la vita.
quindi non è altro che imparare a mangiare sano per poter vivere meglio, per poter invecchiare in modo sano, perché come dicevo la volta scorsa, di invecchiare dobbiamo invecchiare tutti, ma possiamo farlo in modo differente. Quindi io vi invito a informarvi, vi invito a farmi tantissime domande al riguardo, perché sarò pronta lì a rispondervi, a sfatare tutti questi falsi miti che ancora a tutt'oggi purtroppo esistono, e io non voglio demonizzare altre terapie nutrizionali, altre diete, assolutamente, ma ci tengo che il paziente sia messo al corrente dei pro e dei contro di particolari terapie nutrizionali. Quindi io per oggi vi lascio, riflettete su quello che ho detto, e per qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, io sono a disposizione, e anche in questa pandemia vi aspetto in studio, perché la consulenza nutrizionale è una prescrizione sanitaria, quindi può essere svolta in studio, ma per chi non volesse ho attivato anche le consulenze online, quindi io vi aspetto e sono a vostra disposizione. Intanto vi auguro una buona giornata.